Prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Venite e adoriamo il Signore, che parla a noi nel Vangelo. Alleluia. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, come a Meriba, come nel giorno di Mazza, nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Venite e adoriamo il Signore, che parla a noi nel Vangelo. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Venite e adoriamo il Signore, che parla a noi nel Vangelo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite e adoriamo il Signore, che parla a noi nel Vangelo. Apostoli di Cristo, colonna e fondamento della città di Dio, dall'umile villaggio di Galilea salite alla gloria immortale. Mi accoglie nella santa Gerusalemme nuova, la luce del Vangelo, la Chiesa che adunaste col sangue e la parola, vi saluta festante ed implora fruttifichi il germe da noi sparso per i granai del cielo. Sia gloria e lode a Cristo, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli. Nel mondo intero si è diffuso il loro annunzio, ai confini della terra la loro parola. Alleluia. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia. Non è linguaggio e non sono parole, di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola. Là pose una tenda per il sole, che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via. Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo.
nulla si sottrae al suo calore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel mondo intero si è diffuso il loro annunzio, ai confini della terra la loro parola. Alleluia. Hanno annunziato le opere di Dio, hanno proclamato le sue meraviglie. Alleluia. Ascolta, Dio, la voce del mio lamento. Dal terrore del nemico preserva la mia vita. Proteggimi dalla giuntura degli empi, dal tumulto dei malvagi. Affilano la loro lingua come spada, scagliano come frecce parole amare, per colpire di nascosto l'innocente. Lo colpiscono di sorpresa e non hanno timore. Si ostinano nel fare il male, si accordano per nascondere tranelli. Dicono: chi lo potrà vedere? Meditano iniquità, attuano le loro trame. Un baratro è l'uomo e il suo cuore un abisso. Ma Dio li colpisce con le sue frecce. All'improvviso essi sono feriti. La loro stessa lingua li farà cadere. Chiunque al vederli scuoterà il capo. Allora tutti saranno presi da timore, annunzieranno le opere di Dio e capiranno ciò che Egli ha fatto. Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in Lui la sua speranza. I reti di cuore ne trarranno gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Hanno annunziato le opere di Dio, hanno proclamato le sue meraviglie. Alleluia. Hanno rivelato al mondo la giustizia di Dio. Tutti i popoli contemplano la sua gloria. Alleluia. il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono. Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra. I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria. Siano confusi tutti gli adoratori di statue e che si gloria dei propri idoli. Si prostrino a lui tutti gli dei. Ascolta Sion e ne gioisce, esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore. Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra. Tu sei eccelso sopra tutti gli dei. Odiate il male voi che amate il Signore, Lui che custodisce la vita dei suoi fedeli, li strapperà dalle mani degli empi. Una luce si è levata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi giusti nel Signore, rendete grazie al suo santo nome. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
hanno rivelato al mondo la giustizia di Dio. Tutti i popoli contemplano la sua gloria. Alleluia. Il Signore accompagna con la sua forza. Alleluia. E annuncia il messaggio di gioia. Alleluia. Dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo. Fratelli, vi esorto io, il prigioniero del Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo sta scritto: ascendendo in cielo, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma che significa la parola ascese, se non che prima era disceso qua giù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. È Lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Questo affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a trarre nell'errore. Al contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità. Non da volontà umana fu recata a noi la profezia. Mossi dal Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio. Alleluia. Il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca esce scienza e prudenza. Mossi dal Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio. Alleluia. Dal trattato contro le eresie di Sant'Ireneo, vescovo. La Chiesa, sparsa in tutto il mondo fino agli ultimi confini della terra, ricevette dagli apostoli e dai loro discepoli la fede nell'unico Dio, Padre Onnipotente, che fece il cielo, la terra e il mare e tutto ciò che in essi è contenuto. La Chiesa che accolse la fede nell'unico Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnatosi per la nostra salvezza, credette nello Spirito Santo che per mezzo dei profeti manifestò il disegno divino di salvezza, e cioè la venuta di Cristo nostro Signore, la sua nascita dalla Vergine, la sua passione e la risurrezione dai morti,
la sua ascensione corporea al cielo e la sua venuta finale con la gloria del Padre. Allora verrà per ricapitolare ogni cosa e risuscitare ogni uomo, perché dinanzi a Gesù Cristo, nostro Signore e Dio e Salvatore e Re, secondo il beneplacito del Padre invisibile, ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua lo proclami, ed egli pronunzi su tutti il suo giudizio insindacabile. Avendo ricevuto, come dissi, tale messaggio e tale fede, la Chiesa li custodisce con estrema cura, tutta compatta, come abitasse in un'unica casa, benché ovunque disseminata. Vi aderisce unanimemente, quasi avesse una sola anima e un solo cuore. Li proclama, li insegna e li trasmette all'unisono, come possedesse un'unica bocca. Benché infatti nel mondo diverse siano le lingue, unica e identica è la forza della tradizione, per cui le chiese fondate in Germania non credono o trasmettono una dottrina diversa da quelle che si trovano in Spagna o nelle terre dei Celti o in Oriente o in Egitto o in Libia o al centro del mondo. Come il Sole, creatura di Dio, è unico in tutto l'universo, così la predicazione della verità brilla ovunque e illumina tutti gli uomini che vogliono giungere alla conoscenza della verità. E così tra coloro che presiedono alle chiese, nessuno annunzia una dottrina diversa da questa, perché nessuno è al di sopra del suo Maestro. Si tratti di un grande oratore o di un misero parlatore, tutti insegnano la medesima verità. Nessuno sminuisce il contenuto della tradizione. Unica e identica è la fede. Perciò né il facondo può arricchirla, né il balbuziente impoverirla. Cristo mi ha mandato a predicare il Vangelo, non con discorsi sapienti, perché non venga resa vana la croce di Cristo. L'annunzio della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per noi, chiamati alla salvezza, è potenza di Dio. Alleluia. L'annunzio della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per noi, chiamati alla salvezza, è potenza di Dio. Alleluia. Noi ti lodiamo, Dio. Ti proclamiamo, Signore, o eterno Padre, tutta la terra ti adora. A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli.
Tutte le parole dei profeti sono giunte a compimento nel Vangelo di Cristo. Alleluia. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. Di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani, mi sazierò come all'auto con vito, e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Nel mio esilio ti ricordo, penso a te nelle veglie notturne. Tu sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tutte le parole dei profeti sono giunte a compimento nel Vangelo di Cristo. Alleluia. Con l'annunzio del Vangelo, Dio ci chiama alla fede nella verità, perché otteniamo la gloria del Signore Gesù Cristo. Alleluia. Benedite opere tutte del Signore il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore il Signore. Benedite cieli il Signore. Benedite stelle del cielo il Signore. Benedite piogge e rugiade il Signore. Benedite oventi tutti il Signore. Benedite fuoco e calore il Signore. Benedite freddo e caldo il Signore. Benedite rugiada e brina il Signore. Benedite gelo e freddo il Signore. Benedite ghiacci e nevi il Signore. Benedite notti e giorni il Signore. Benedite luce e tenebre il Signore. Benedite folgori e nubi il Signore. Benedica la terra il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite monti e colline il Signore. Benedite creature tutte che germinate sulla terra il Signore. Benedite sorgenti il Signore. Benedite mari e fiumi il Signore. Benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua il Signore. Benedite uccelli tutti dell'aria il Signore. Benedite animali tutti selvaggi e domestici il Signore. Benedite figli dell'uomo il Signore. Benedica Israele il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore il Signore. Benedite o servi del Signore il Signore. Benedite spiriti e anime dei giusti il Signore. Benedite pii e umili di cuore il Signore. Benedite Anania, Azaria e Misaele il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel
firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. Con l'annunzio del Vangelo, Dio ci chiama alla fede nella verità, perché otteniamo la gloria del Signore Gesù Cristo. Alleluia. Molti loderanno la sua sapienza, egli non sarà mai dimenticato. Alleluia. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo creatore, esultino nel loro figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetri di cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacigni. Le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani, per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti, per stringere in catene i loro capi, i loro nobili ceppi di ferro, per eseguire su di essi il giudizio già scritto. Questa è la gloria per tutti i suoi fedeli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Molti loderanno la sua sapienza, egli non sarà mai dimenticato. Alleluia. Vi rendo noto, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale anche ricevete la salvezza. Vi ho trasmesso dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture. Hanno esaltato la potenza del Signore. Alleluia, alleluia. Hanno esaltato la potenza del Signore. Alleluia, alleluia. E i prodigi che egli ha compiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Hanno esaltato la potenza del
di Cristo ha mandato alla Chiesa evangelisti e maestri della fede per il servizio della parola. Alleluia. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti in un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto il sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. D'amore di Cristo ha mandato alla Chiesa evangelisti e maestri della fede per il servizio della parola. Alleluia. Lode e gloria a Cristo, vincitore della morte, che nel Vangelo ha fatto risplendere la vita e l'immortalità. A Lui la preghiera. Rafforza la nostra fede nella tua parola, o Signore. Tu che illumini il mondo con il Vangelo, Rendici fedeli al tuo insegnamento. hai ordinato ai tuoi apostoli di predicare il Vangelo a tutte le genti. Fa sorgere numerosi e santi evangelizzatori. Hai affidato alla Chiesa il compito di trasmettere quanto hai detto e fatto. Donaci di custodire diligentemente la tradizione apostolica. Hai voluto che il regno dei cieli fosse un lievito di salvezza per tutto il genere umano. Suscita in noi lo spirito missionario dei tuoi primi discepoli. Padre nostro, Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno,
fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che hai glorificato il tuo evangelista Marco con il dono della predicazione apostolica, fa che alla scuola del Vangelo impariamo anche noi a seguire fedelmente il Cristo Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che oggi nell'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla passione ricevuta, in comunione con tutti
78. Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari pellegrini, fratelli e sorelle, oggi celebriamo la messa nella festa di San Marco Evangelista. Chiediamo la sua intercessione perché possiamo essere anche sempre annunciatori del Vangelo, della verità di Dio, per celebrare degnamente i santi misteri. Riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, e angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
pace intera agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo lo santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai glorificato il tuo evangelista Marco con il dono della predicazione del Vangelo, concedi a noi di imparare dal suo insegnamento a seguire fedelmente le orme di Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché vi esalti al tempo opportuno, riversando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, Egli stesso, dopo che avrete un poco sofferto, vi ristabilirà, vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta. A Lui la potenza nei secoli. Amen. Vi ho scritto brevemente per mezzo di Silvano, che io ritengo fratello fedele, per esortarvi e attestarvi che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi. Vi saluta la comunità che vive in Babilonia e anche Marco, figlio mio. Salutatevi l'un l'altro con un bacio d'amore fraterno. Pace a voi tutti che siete in Cristo. Parola di Dio. Canterò in eterno l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto, è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Chi sulle nubi è uguale al Signore
chi è simile al Signore tra i figli degli dei? Beato il popolo che ti sa acclamare, camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te. In quel tempo Gesù apparve agli 11 e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, oggi in questo brano del Vangelo noi possiamo vedere i tre momenti importanti del tempo di Pasqua. Quello prima è la Pasqua del Signore, poi l'ascensione del Signore, la Pentecoste. Oggi il Signore Gesù, dopo essere risorto ai morti, appare ai 11 dalla missione: andate in tutto il mondo, proclamate il Vangelo a ogni creatura. E poi il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio, l'evento dell'ascensione del Signore. E poi l'ultimo momento del periodo di Pasqua, che è il Pentecoste. Oggi non appare l'evento della Pentecoste, però oggi i discepoli partirono, predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni. E noi sappiamo bene, soltanto dopo aver ricevuto lo Spirito promesso della Pentecoste, i discepoli, gli apostoli andarono in tutto il mondo e poi predicarono il Vangelo ad ogni creatura. E quindi tutto il cammino pasquale tende soprattutto verso la Pentecoste. Soltanto
dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, noi possiamo anche mettere in pratica la missione ricevuta dal Signore. Andare in tutto il mondo, predicare ad ogni creatura. Interessante, non soltanto predicare il Vangelo ad ogni gente, ad ogni popolo, ma ad ogni creatura. Di questa parola ci ricorda spontaneamente la predica di San Francesco agli uccelli, oppure anche la predica di Sant'Antonio ai pesci del mare, perché quei santi erano gli uomini dello Spirito di Cristo risorto. Signore Gesù, sedendo alla destra del Padre, sempre per mezzo del suo Spirito, oggi accompagna i suoi discepoli nella predicazione del Vangelo e il compimento dei segni. Soltanto questo Spirito Santo, che come oggi nella prima lettura ci ristabilirà, ci confermerà, ci rafforzerà, ci darà solide fondamenta della verità per annunciare con coraggio il Vangelo di Cristo. Ebbene, oggi chiediamo questa grazia. In certo senso siamo in attesa della discesa dello Spirito Santo su di noi. Per questo San Marco prega per noi. Maria, la Madre del Cenacolo, prega per noi. Fratelli e sorelle, in San Marco la Chiesa saluta l'Evangelista che raccolse direttamente l'insegnamento dell'Apostolo Pietro. Preghiamo Dio Padre per le esigenze missionarie e apostoliche della Chiesa, dicendo insieme: santifica il tuo popolo, Signore. Santifica il tuo popolo, Signore. Per la Chiesa, perché senta l'urgenza di andare ad annunziare a ogni creatura Gesù il Cristo, il Figlio di Dio, rivelato dal Padre. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Per i missionari, perché abbiano la stessa concretezza ed efficacia dell'Evangelista Marco nel proclamare la buona novella. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Per la Chiesa copta, fondata in Egitto da San Marco, perché sia fermento evangelico nelle regioni islamiche. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Per quanti sono impegnati nello studio e nell'insegnamento della Sacra Scrittura, perché si accostino alla Bibbia con fede e amore e sappiano comunicarla con sapienza e semplicità. Preghiamo. Santifica il tuo apostolo, Signore. Per la nostra comunità, perché senta la grande responsabilità di vivere un'esistenza conforme al Vangelo di Cristo, divenendo luce per tutti coloro che a lei si accostano. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Ascolta, Padre, le preghiere che ti rivolgiamo nella festa di San Marco, esaudiscile secondo la tua volontà e facci testimoni del Cristo Salvatore che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
accanto a pagina 118. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, il sacrificio di lode che ti offriamo nel ricordo glorioso di San Marco, e fa che nella tua Chiesa sia sempre viva e operante la predicazione del Vangelo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via il cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre con cuore riconoscente, proclamiamo con canto la tua lode. Amen.
Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome, il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua vita. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Marco Evangelista e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, la gloria di Dio. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi il dono della pace. Con l'agnello di Dio e con colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Canto a pagina 139. Preghiamo. Il dono ricevuto dal tuo santo altare ci santifichi, Dio Onnipotente, e ci renda forti nell'adesione al Vangelo che San Marco ha predicato. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ora invochiamo la benedizione del Signore, soprattutto su Padre Marco, custode del Sacro Convento. Oggi celebra il suo onomastico, affinché con lo Spirito Santo, con il suo aiuto, possa compiere quotidianamente il compito importante. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Canto a pagina 154. Oh
Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici miei, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno martedì 25 aprile, San Marco, Evangelista. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai glorificato il tuo Evangelista Marco con il dono della predicazione del Vangelo, concedi a noi di imparare dal suo insegnamento a seguire fedelmente le orme di Cristo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù apparve agli 11 e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù fa un'affermazione che, se ci pensiamo bene, è agghiacciante. Infatti dice: chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Perché dico che è agghiacciante? Perché la maggior parte dell'umanità non crede, perché la maggior parte dell'umanità non si fa battezzare. Se prendessimo letteralmente questo insegnamento di Gesù, vorrebbe dire che la maggior parte dell'umanità non verrà salvata. Ed è agghiacciante se pensiamo alla condizione di tante persone che, pur non credendo in Dio, sono però persone buone, caritatevoli, oneste, a volte più di chi crede. E perché non dovrebbero essere salvati? Sembrerebbe ingiusto. Allora è bene sapere che lo Spirito Santo è capace di agire anche al di fuori dei confini dei nostri riti. Basterebbe pensare come lo Spirito Santo ha agito nei profeti anche prima della nascita di Gesù. Questo insegnamento non è quindi da intendersi come una condanna per chi non è battezzato, ma è invece un invito alla missione per tutti noi che siamo cristiani. Gesù ci invia a predicare il Vangelo a ogni creatura e ci ricorda che la salvezza passa anche attraverso la nostra opera. La nostra parola può portare vita, ma il nostro silenzio può lasciare le persone nelle tenebre. L'annuncio del Vangelo è il più bell'atto di amore che possiamo fare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie di cuore a voi che attraverso il nostro canale di YouTube o anche in altri modi vi unite a questa famiglia per pregare, per ascoltare il Vangelo, e con i vostri commenti e con le condivisioni collaborate alla diffusione del Vangelo. Pace e bene e ciao ciao. Abbi cura di te. Bravo Betty. Bravo.
Oggi si festeggia San Marco l'Evangelista e auguri a tutti coloro che portano questo splendido nome e auguri ovviamente ai veneziani. Come Luca fu discepolo di Paolo e lo accompagnò nei suoi viaggi, così Marco lo fu di Pietro. Il principe degli apostoli, al suo seguito, approdò a Roma e per i romani scrisse il suo Vangelo. Ha per simbolo il leone, segno di fortezza. Marco era figlio di Maria, una donna di Gerusalemme, nella cui casa si era rifugiato Pietro, liberato miracolosamente dal carcere. Marco era ebreo di origine, apparteneva a una famiglia benestante, da qui il doppio nome con cui viene ricordato nei Vangeli. Marco, nome latino, Giovanni, nome ebraico. Sua mamma, con ogni probabilità, fu una di quelle Marie ricordate di Gerusalemme che seguirono coraggiosamente Gesù fino al Calvario e che poi ospitarono nelle loro case i discepoli tremanti dopo il dramma della croce. Marco aveva un rapporto stretto con Gesù, metteva a sua disposizione la casa in Gerusalemme e l'orto che possedeva lì vicino sulla collina degli Ulivi. Nella grande sala della loro casa è stata celebrata l'ultima cena e poi, quando Gesù e gli apostoli si spostarono verso il Monte degli Ulivi, Giovanni Marco va con loro e si addormenta nella casetta del piccolo podere. Svegliato dal trambusto delle guardie venute ad arrestare Gesù, si alza e va a vedere. Un soldato lo afferra, ma egli, lasciato il lenzuolo con cui si era avvolto, fugge via nudo. Accompagna Gesù durante tutti gli avvenimenti dolorosi della passione, poi quelli gloriosi della risurrezione, della Pentecoste. Successivamente si trova a far parte delle primitive comunità cristiane insieme con la madre e con lo zio Barnaba. Quando nell'anno 44 Barnaba fa ritorno a Gerusalemme insieme a San Paolo, ricordate che erano stati ad Antiochia, dove era stato mandato dagli apostoli, ascolta i racconti che i due fanno della diffusione del Vangelo in quella città cosmopolita e quando ripartono egli vuole seguirli. Si unisce a loro nei viaggi apostolici, divenne poi un fedelissimo collaboratore, uno strettissimo collaboratore di Paolo, seguendolo fino alla città di Roma. Pietro, che si servì di lui come interprete, lo invia ad Alessandria d'Egitto. Qui Marco avrebbe poi fondato la Chiesa e incontrato il martirio. Le sue reliquie sono state custodite gelosamente dai cristiani ad Alessandria d'Egitto fino all'anno 828, quando cioè i veneziani, per evitare che cadessero nelle mani dei musulmani, le portarono alla loro città. In suo onore, infatti, costruirono la magnifica basilica colma d'arte e di tesori che ancora oggi noi ammiriamo. Sull'arrivo di Marco a Venezia esiste una leggenda cara ai veneziani che vale qui la pena ricordare perché rende ragione della frase che si legge sullo stemma che campeggia sugli stendardi della Serenissima. Secondo quella leggenda, Marco a Venezia è giunto da vivo, sbattuto da una furiosa tempesta mentre veleggiava da Alessandria d'Egitto diretta in Italia. Sbarcato fortunosamente nella città Serenissima, trovò un angelo ad accoglierlo e quest'angelo lo salutò dicendo: «Pace a te, Marco, mio evangelista». Il racconto del Vangelo di Marco è ritenuto il più antico e il più fedele in quanto appreso direttamente dalle labbra di San Pietro. Le sue spoglie sono conservate nella chiesa di Venezia, città della quale, come abbiamo detto, è patrono. Ad ogni evangelista
si lega un simbolo particolare con cui di solito il santo viene raffigurato nelle pitture e nelle sculture. Quello di San Marco è il leone alato. Perché il leone alato? Perché il suo Vangelo si apre con la voce di Giovanni Battista che si eleva nel deserto, simile appunto al ruggito di un leone, preannunciando agli uomini la venuta di Gesù Cristo. San Marco è venerato come santo sia dalla Chiesa cattolica come dalla Chiesa ortodossa e anche dalla Chiesa copta, che lo considera tra i suoi patriarchi. San Marco è il protettore dei notai, dei pittori, degli interpreti, dei segretari, degli ottici, dei vetrai e degli scrittori. È invocato contro la scabbia e da chi deve procedere alla pacifica ripartizione di una eredità. Mentre noi ci uniamo alla festa dei fedeli della città lagunare, invochiamo insieme oggi il Santo Evangelista Marco. Glorioso San Marco, tu che godesti sempre di un onore particolare nella Chiesa, non solo per aver scritto il Vangelo e per le tue virtù e il martirio, ma anche per il privilegio con cui Dio volle miracolosamente preservare il tuo corpo, sia dalle fiamme a cui lo avevano destinato gli idolatri nel giorno stesso della tua morte, sia dalla profanazione dei Saraceni, divenuti padroni del tuo sepolcro in Alessandria. Degnati di proteggermi sempre da ogni male. Amen. Oggi si festeggia San Marco l'Evangelista e auguri a tutti coloro che portano questo splendido nome e auguri ovviamente ai veneziani. Come Luca fu discepolo di Paolo e lo accompagnò nei suoi viaggi, così Marco lo fu di Pietro. Il principe degli apostoli, al suo seguito, approdò a Roma e per i romani scrisse il suo Vangelo. Ha per simbolo il leone, segno di fortezza. Marco era figlio di Maria, una donna di Gerusalemme, nella cui casa si era rifugiato Pietro, liberato miracolosamente dal carcere. Marco era ebreo di origine, apparteneva a una famiglia benestante, da qui il doppio nome con cui viene ricordato nei Vangeli. Marco, nome latino, Giovanni, nome ebraico. Sua mamma, con ogni probabilità, fu una di quelle Marie ricordate di Gerusalemme che seguirono coraggiosamente Gesù fino al Calvario e che poi ospitarono nelle loro case i discepoli tremanti dopo il dramma della croce. Marco aveva un rapporto stretto con Gesù, metteva a sua disposizione la casa in Gerusalemme e l'orto che possedeva lì vicino sulla collina degli Ulivi. Nella grande sala della loro casa è stata celebrata l'ultima cena e poi quando Gesù e gli apostoli si spostarono verso il Monte degli Ulivi, Giovanni Marco va con loro e si addormenta nella casetta del piccolo podere. Svegliato dal trambusto delle guardie venute ad arrestare Gesù, si alza e va a vedere. Un soldato lo afferra, ma egli, lasciato il lenzuolo con cui si era avvolto, fugge via nudo. Accompagna Gesù durante tutti gli avvenimenti dolorosi della passione, poi quelli gloriosi della risurrezione, della Pentecoste. Successivamente si trova a far parte delle primitive comunità cristiane insieme con la madre e con lo zio Barnaba. Quando nell'anno 44 Barnaba fa ritorno a Gerusalemme insieme a San Paolo, ricordate che erano stati ad Antiochia, dove era stato mandato dagli apostoli, ascolta i racconti che i due fanno della diffusione del Vangelo in quella città cosmopolita e quando ripartono egli vuole seguirli. Si unisce a loro nei viaggi apostolici
Divenne poi un fedelissimo collaboratore, uno strettissimo collaboratore di Paolo, seguendolo fino alla città di Roma. Pietro, che si servì di lui come interprete, lo invia ad Alessandria d'Egitto. Qui Marco avrebbe poi fondato la Chiesa e incontrato il martirio. Le sue reliquie sono state custodite gelosamente dai cristiani ad Alessandria d'Egitto fino all'anno 828, quando cioè i veneziani, per evitare che cadessero nelle mani dei musulmani, le portarono alla loro città. In suo onore, infatti, costruirono la magnifica basilica colma d'arte e di tesori che ancora oggi noi ammiriamo. Sull'arrivo di Marco a Venezia esiste una leggenda cara ai veneziani che vale qui la pena ricordare perché rende ragione della frase che si legge sullo stemma che campeggia sugli stendardi della Serenissima. Secondo quella leggenda, Marco a Venezia è giunto da vivo, sbattuto da una furiosa tempesta mentre veleggiava da Alessandria d'Egitto diretta in Italia. Sbarcato fortunosamente nella città Serenissima, trovò un angelo ad accoglierlo e quest'angelo lo salutò dicendo: «Pace a te, Marco, mio evangelista». Il racconto del Vangelo di Marco è ritenuto il più antico e il più fedele in quanto appreso direttamente dalle labbra di San Pietro. Le sue spoglie sono conservate nella chiesa di Venezia, città della quale, come abbiamo detto, è patrono. Ad ogni evangelista si lega un simbolo particolare con cui di solito il santo viene raffigurato nelle pitture e nelle sculture. Quello di San Marco è il leone alato. Perché il leone alato? Perché il suo Vangelo si apre con la voce di Giovanni Battista che si eleva nel deserto, simile appunto al ruggito di un leone, preannunciando agli uomini la venuta di Gesù Cristo. San Marco è venerato come santo sia dalla Chiesa cattolica come dalla Chiesa ortodossa e anche dalla Chiesa copta, che lo considera tra i suoi patriarchi. San Marco è il protettore dei notai, dei pittori, degli interpreti, dei segretari, degli ottici, dei vetrai e degli scrittori. È invocato contro la scabbia e da chi deve procedere alla pacifica ripartizione di una eredità. Mentre noi ci uniamo alla festa dei fedeli della città lagunare, invochiamo insieme oggi il Santo Evangelista Marco. Glorioso San Marco, tu che godesti sempre di un onore particolare nella Chiesa, non solo per aver scritto il Vangelo e per le tue virtù e il martirio, ma anche per il privilegio con cui Dio volle miracolosamente preservare il tuo corpo, sia dalle fiamme a cui lo avevano destinato gli idolatri nel giorno stesso della tua morte, sia dalla profanazione dei Saraceni, divenuti padroni del tuo sepolcro in Alessandria. Degnati di proteggermi sempre da ogni male. Amen. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, santa giornata, Dio vi benedica tutti, sono le 5 del mattino, oggi è 25 aprile 2023, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino. Oggi la Chiesa ricorda e festeggia San Marco Evangelista e buona festa della liberazione a tutti. Regina Celi letare, alleluia. Quia meruisti portare, alleluia. Resurrexit secula,
Regina Celi, letare. Alleluia. Quiaque meruisti portare. Alleluia. Rex orixit sicut dixit. Alleluia. Ora pro nobis Deum. Alleluia. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana.
L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi è la festa di San Marco Evangelista. San Marco nacque a Cirene ed era cugino di San Barnaba. Sua madre si chiamava Maria. Fu da San Pietro convertito alla fede cristiana, istruito e fatto sacro ministro. Dalla sua conversione in poi non si staccò più da San Pietro, da cui era amato qual tenero figliuolo, come lo chiamò in una sua lettera: vi saluta anche Marco, mio figlio. San Marco era il segretario, l'interprete di San Pietro. Il suo Vangelo, come dicono i Santi Padri, non è altro che la predicazione di San Pietro fissata sulla carta. Accompagnò l'Apostolo nei suoi viaggi a Roma, ove appunto scrisse il suo Vangelo in lingua greca, la più parlata in quei tempi. Lo scopo del Vangelo secondo San Marco è di dimostrare la potenza di Gesù Cristo, Figlio di Dio, che si manifesta nell'operare molti e grandi miracoli. Simbolo del suo Vangelo è il leone, il re degli animali, che molto bene rappresenta la potenza di Gesù Cristo. Scrisse il suo Vangelo tra l'anno 40 e 60, dopo quello di San Matteo e prima di quello di San Luca, come ci assicura la tradizione. Incomincia con un preambolo, quindi parla della predicazione di Gesù e termina col descrivere l'ultimo viaggio a Gerusalemme, l'ultima Pasqua, le sofferenze, la morte, la risurrezione e la gloria di Gesù Cristo. Nessuno tra i fedeli poteva possedere le divine verità meglio di San Marco, il quale continuamente le apprendeva dalle labbra del principe degli Apostoli, San Pietro.
Secondo un'antica tradizione, San Marco fu ordinato vescovo e fu mandato da San Pietro in Egitto a predicare il Santo Vangelo, confermando la sua predicazione con l'esempio di una vita santa e penitente, con innumerevoli prodigi, aiutato dalla grazia divina, fondò la Chiesa in Alessandria. Dopo una vita di travagli, tutta spesa a gloria di Dio e al bene delle anime, subì un martirio lungo e crudele, fu legato a una fune e trainato da un cavallo per luoghi sassosi e scoscesi, finché il 25 di aprile dell'anno 68 l'anima sua entrò nella gloria del paradiso. Le sue reliquie furono trasportate a Venezia e riposte nella Basilica di San Marco, ove sono oggetto di grande venerazione. La prima lettura è tratta dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Di questa prima lettura prendiamo spunto dai primi versetti. San Pietro dice: «Carissimi, rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché vi esalti al tempo opportuno, riversando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi». Dunque ci vogliono umiltà e pieno abbandono. La cosa più grande che possiamo fare è quella di essere umili. L'uomo non è mai tanto grande come quando è in ginocchio. Quanto più ci umilieremo, tanto più Dio ci innalzerà e colmerà di grazie. Umiliarsi dovrebbe essere la cosa più connaturale all'uomo. Quando uno si umilia non fa altro che agire secondo verità, non fa altro che riconoscere la verità delle cose. Santa Teresa diceva infatti: umiltà è verità. Altra cosa che dovrebbe esserci connaturale è quella di confidare, di abbandonarsi, di riversare in Dio ogni nostra preoccupazione. Non possiamo fare diversamente, perché soltanto Dio può risolvere i nostri problemi. Solo la Madonna può sciogliere i nostri nodi. Quando avremo affidato tutti i nostri problemi a Dio, allora Egli si prenderà cura di questi problemi. Come abbiamo ascoltato nella lettura, Egli, Dio, ha cura di noi. Dunque saremo santi cristiani quando sapremo umiliarci e sapremo abbandonarci fiduciosamente nelle mani di Dio. Il brano del Vangelo invece riporta le ultime parole di Gesù prima di ascendere in cielo. Egli disse: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato». Ecco il compito principale della Chiesa. Allora gli Apostoli partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. È molto importante, anzi fondamentale, che l'Apostolo abbia questa collaborazione di Dio. Dio deve agire con lui, con l'Apostolo, e confermare la sua predicazione. La predicazione non è dunque una semplice parola umana. Quando l'Apostolo parla, Dio compie tre cose. Mette sulle labbra dell'Apostolo le parole giuste, dispone i cuori degli uditori e, eventualmente, conferma la predicazione con i miracoli o altri segni. Le prime due sono le cose più importanti: ispirare le parole all'evangelizzatore e disporre i cuori degli uditori. Senza queste due cose la predicazione è destinata a rimanere sterile. E per avere questa collaborazione di Dio bisogna soprattutto pregare. La terza cosa dipende invece dalla volontà di Dio. Dipende da Lui se concedere dei segni esteriori
o addirittura dei miracoli. Non dobbiamo pretenderli o chiederli, ma accoglierli con riconoscenza. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la benedizione. Per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe. Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa quotidiana. Con le vostre candele offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Celebriamo oggi la festa dell'Apostolo ed Evangelista Marco. E all'inizio di questa divina liturgia chiediamo al Padre di purificare i nostri cuori, perdonando i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai glorificato il tuo evangelista Marco con il dono della predicazione del Vangelo, concedi a noi di imparare dal suo insegnamento a seguire fedelmente le orme di Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché vi esalti al tempo opportuno, riversando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, Egli stesso, dopo che avrete un poco sofferto, vi ristabilirà, vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta. A Lui la potenza nei secoli. Amen. Vi ho scritto brevemente per mezzo di Silvano, che io ritengo fratello fedele, per esortarvi e attestarvi che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi. Vi saluta la comunità che vive in Babilonia e anche Marco, figlio mio. Salutatevi l'un l'altro con un bacio d'amore fraterno. Pace a voi tutti che siete in Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Canterò in eterno l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto, è un amore edificato per sempre, nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Canterò in eterno l'amore del Signore. I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Chi sulle nubi è uguale al Signore? Chi è simile al Signore tra i figli degli dei? Canterò in eterno l'amore del Signore. Beato il popolo che ti sa acclamare. Camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome. Si esalta nella tua giustizia. Canterò in eterno l'amore del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Noi
annunciamo Cristo crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù apparve agli 11 e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Nel brano di Vangelo di oggi, appena ascoltato, Cristo risorto manda gli apostoli in missione, li invia in missione, fondando la loro missione su due aspetti. Un primo riguarda il cuore dell'apostolo, chiamato a dilatarsi fino ai confini del mondo. La misura del cuore dell'uomo dipende dal suo contenuto. Un cuore angusto avrà orizzonti ristretti, mentre un cuore grande sarà mosso da prospettive ampie e profonde. In questo senso l'Apostolo ha nel cuore il mondo intero, come dicono le parole che Gesù risorto rivolge loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Questo orizzonte così ampio potrebbe spaventare l'Apostolo, consapevole dei propri limiti, della propria debolezza, della propria miseria. Ecco allora il secondo aspetto della missione, ben evidenziato dall'Evangelista Marco nel Vangelo, dove appunta che il Signore agiva insieme con loro. L'Apostolo non è da solo nel compiere la missione. La sua forza è nel custodire la memoria della presenza di Cristo, il quale non se ne sta seduto a controllare come vanno le cose, cosa fa l'Apostolo, se fa bene o fa male, ma Cristo risorto agisce insieme con l'Apostolo e l'Apostolo è chiamato ad agire nella consapevolezza che il Signore è con lui. La fecondità della missione appare allora legata alla comunione che l'Apostolo vive con il Signore risorto e con il suo Spirito, consapevole che, come ha detto Papa Francesco, il protagonista e il motore della missione è lo Spirito del risorto. L'intercessione della Madre di Dio e di San Marco ci ottengano di vivere questa giornata nella comunione con Cristo risorto, che vive in noi, che agisce con noi, affinché possiamo essere abitati dal desiderio che la salvezza da Lui portata, che la salvezza che Lui è, possa giungere a tutti gli uomini e a tutte le donne.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Signore, il sacrificio di lode che ti offriamo nel ricordo glorioso di San Marco, e fa che nella tua Chiesa sia sempre viva e operante la predicazione del Vangelo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli, e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre e con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue,
per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con Maria, la Beata Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Marco e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fabio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito che in noi grida Abba, Padre, insieme diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà,
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ci scambiamo la pace di Cristo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Alleluia. Preghiamo. Ci santifichi, o Dio Onnipotente, e ci renda forti nell'adesione al Vangelo che San Marco ha predicato. Per Cristo nostro Signore. Invochiamo la benedizione del Signore su tutti coloro che portano il nome di Marco, sulla nostra Italia, sulla nostra nazione e su tutti coloro che sono chiamati ad annunciare il Vangelo con la loro vita. Cioè ogni battezzato, perché ogni battezzato lì dove è chiamato ad essere annunciatore e testimone del Vangelo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Accendiamo ora la lampada, segno della nostra preghiera che arderà davanti all'immagine della Vergine Maria. Preghiamo. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù e ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano.
Madre della tenerezza che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.